Allora, affrontiamo il tema mobilità. Mobilità e anche questione delle isole, perché poi l'aspetto della mobilità, che ha dei costi rilevanti, abbiamo detto su Venezia, consentirebbe anche agli abitanti che ci seguono dal Lido, da Murano, anziché da altre realtà, di potersi, gli stessi residenti, spostare, e invece lamentano un costo elevato. I turisti lo stesso, dicono che lasciare Piazza San Marco per spostarsi in altre realtà che magari possono essere interessanti è esorbitante per una famiglia normale. Beh, se pensiamo al turista, un turista scende a Piazzale Roma, prende il Vaporetto, solitamente la linea 2 che va in direzione San Marco, costa a persona 7 euro. Ecco, questo è solo per capire quello che è l'approccio. Se aggiungiamo anche la mancanza di altri servizi, penso ai servizi igienici, quindi deve andare a fare la pipì, se va ai servizi igienici costa 1,70 € a persona in Piazzale Roma. Dopo finisce quello, va a prendere il Vaporetto, ne spende altri 7 per prendere il Vaporetto. È una città un po'... Arriva a San Marco, se ha bisogno di servizi ancora è da pregare Dio, se vuole consumare un pannino non c'è un'area verde, cioè, c'è una situazione che va assolutamente rivisitata. Sul turismo noi abbiamo previsto nel nostro programma di avviare quello che è il progetto della City Pass, che è praticamente un pacchetto d'offerta che permette però di gestire anche quelli che sono i flussi turistici attraverso un costo che va in relazione a quello che è il numero di turisti presenti in quella giornata nella città di Venezia. Il pacchetto prevede un'offerta alberghiera, un'offerta di servizio di trasporto e un'offerta museale, che è molto importante perché ci aiuta a mettere nel circuito più musei che oggi magari stanno fuori e che, pur essendo realtà di buona qualità, non vengono scoperte dal nostro turista. Però la mobilità è un problema soprattutto per i veneziani, perché non c'è una differenza tra i mezzi del turista e i mezzi del veneziano, e quindi penso alla linea 2, voglio dire che è sovraffollata e che magari si trova la persona che è residente e che deve aspettare 2 giri di Vaporetto prima di poter salire, per cui questa è la situazione. La mobilità è altresì un problema anche per il collegamento con le isole. Le isole sono una straordinaria opportunità anche da un punto di vista di turismo e di cultura, ma sono state assolutamente dimenticate. Io faccio sempre la battuta: pensi che se lei digita Lido, invece di uscire Lido di Venezia, lì esce Lido di Jesolo, quindi senza nulla togliere a Jesolo, ma per dire che la politica fatta dalla precedente amministrazione è stata di annullare una realtà straordinaria come quella del Lido, dove una volta era meta per quelle attrazioni che aveva, non solo la mostra del cinema, ma penso anche al Casino, penso a degli alberghi straordinari, penso ad una spiaggia ben tenuta. Oggi sono invece ridotti, che non hanno pontili, sono stati ridotti i mezzi di trasporto, gli orari. Se c'è sciopero, lei pensi che se c'è sciopero la città viene completamente isolata, perché non c'è nessun mezzo che garantisce nessun contatto, né per ragioni di salute né per ragioni di vita. È una follia. Se lei va a Pellestrina, se arriva un'ambulanza non trova nemmeno il modo per farla attraccare. Questa è una cosa folle. C'è una farmacia che tra sabato e la domenica chiude e che di notte è chiusa, e che se lei ha bisogno e abita a Pellestrina, ha bisogno di un farmaco, è costretta a prendere un mezzo per poter andare al Lido per avere un farmaco anche di notte. Quindi c'è veramente anche un problema legato alla sicurezza, al punto di riferimento che un cittadino ha bisogno. Quindi per me questo, legato alla salute, sono servizi essenziali. Se lei va a Pellestrina, ad esempio, vede che tutto questo non c'è, è completamente stata abbandonata da Dio e dal mondo. La stessa cosa riguardo al Lido, ci sono state delle scelte che hanno portato via qualsiasi elemento di attrazione, lasciando il vuoto. Parlavo prima ad esempio del buco dell'ospedale, ma penso tutta a quella situazione legata alla mostra del cinema, va bene, che Lido avrebbe assolutamente bisogno di recuperare. Una mobilità che non favorisce, no, in termini di trasporto, quello che è anche la voglia di scoprire da parte del turista che va a Venezia, centro storico, queste realtà delle isole come Murano e come Burano, e quindi non c'è un sistema di rete di trasporto tale dove comunque, pur considerando i tempi limitati che può avere un turista, ha l'opportunità di girare e di scoprire quella che è Venezia nella sua interezza. Cosa peggiore se lo vediamo legato
ai residenti infatti, delle isole, sono un altro perché problema. questo diventa un problema per quanto riguarda le scuole, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i rapporti con la totalità del comune dove noi risiediamo, e questo è frutto di una miopia che l'amministrazione ha avuto, Cioè, e sembra che quasi... nel corso degli anni ha sempre più aumentato, portando proprio a dimenticarle queste realtà qua. No, sembra quasi che sia una realtà solo per ricchissimi, quando in realtà non è così assolutamente, ma ci sono persone che anzi vivono, come ci hanno scritto molti, con delle pensioni minime, sì, che hanno un reddito assolutamente. bassissimo, hanno perso il proprio posto di lavoro, per cui si perde il contatto e la cognizione di causa di Dopo quella che è una la certa realtà. ora hai pochissimi mezzi, ad esempio, per raggiungere le isole. Io vedo che insomma molti amici che sono delle isole sono costretti in qualunque momento ad abbandonare, voglio dire, una cena piuttosto che un incontro, qualsiasi cosa, perché devono scappare, altrimenti rimangono a piedi. Cioè, e l'isolamento è una brutta cosa, perché ripeto, ha delle sue conseguenze anche per quelli che sono i servizi fondamentali, no, Ecco, a della questo qualità proposito della abbiamo pochi vita. secondi a disposizione, banda larga. Ma la Parla banda di larga collegamenti, no? sicuramente è una grande risorsa che serve sia per i cittadini ma anche per le imprese. Ma devo dire che è stato fatto un investimento, però ci sono ancora delle aree molto scoperte, però in una visione di città metropolitana credo che la parte peggiore la faccia il Veneto orientale piuttosto che questa parte Quindi del sarebbe da veneziano. riassestare un po' Quindi il tutto. Sicuramente bisogna investire, perché è una risorsa, ripeto, per le imprese e quindi anche per i cittadini, su cui bisogna lavorarci anche grazie insomma a delle risorse che oggi possiamo avere dall'Europa e che attraverso la città metropolitana, dove per le città metropolitane sono stati messi a disposizione 4 miliardi di Quindi c'è questa euro consapevolezza che l'Europa può dare. noi potremo, facendo squadra, beneficiarne. Perfetto, siamo raggiunti al termine. Grazie, Grazie. di essere stata qui con noi, in bocca al lupo, buon lavoro soprattutto. Grazie. Perché c'è un periodo molto intenso. Grazie ai nostri telespettatori, noi ci vediamo domani, buon proseguimento.